A tutti buonasera dall'Ippodromo Savio di Cesena, convegno di sabato 6 agosto incentrato sul Gran Premio Città di Cesena, valido come sesta corsa del programma. La prima corsa è riservata a cavalli di 2 anni, doppio chilometro Eastwood B, Electric DL, Edi Girifalco Joe, Emozione d'amore, Helios delle Lamie e Eiolo. Ancora un centinaio di metri allo stacco e leggermente discosto è Eiolo, macchina che accelera in progressione. Partiti dall'esterno, cerca di avvantaggiarsi subito Helios delle Lame, che va a condurre nei confronti di Electric DL, mentre al largo progredisce subito Edi Girifalco Joe, che dopo 200 metri raggiunge il battistrada, lo attacca, lo impegna e passa a condurre. Dunque il favorito subito in vantaggio in meno di 400 metri. Seconda posizione per Helios delle Lamia. In terza c'è Electric DL, gli altri leggermente discosti, anzi piuttosto lontani ora dopo i primi 600 metri di gara completati nell'ordine del 47,4. 16,3 la frazione, ora siamo sulla retta delle scuderie per completare il primo giro di gara che il leader e favorito Edi Girifalco Joe percorre nell'ordine del 1,33 con un secondo quarto in 32,2. In seconda posizione rimane Helios delle Lame, poi Electric DL, gli altri sempre lontani condotti da Eastwood B. Completamento del chilometro intanto per il battistrada Edi Girifalco Joe. 1,19,9 per i primi 1000 metri, 2 lunghezze di margine al nuovo passaggio davanti alle tribune per il leader nei confronti di Helios delle Lame. Terza posizione sempre per Electric DL, gli altri faticano a seguire. C'è Emozione d'amore che sposta all'esterno di Eastwood B, ma intanto siamo a poco più di 600 dalla conclusione. Le posizioni, le prime tre perlomeno, non cambiano e sono sempre netti. Edi Girifalco Joe, Helios delle Lame e Electric DL nelle prime tre posizioni. Mancano 500 metri alla conclusione con Edi Girifalco che si mantiene in netta evidenza a 400 dalla conclusione. C'è stato l'errore di Emozione d'amore. Prende vantaggio a 350 dal palo Edi Girifalco, che allunga ancora sulla curva conclusiva, si distacca in avanti. Edi Girifalco Joe, una ventina di metri abbondante nei confronti di Helios delle Lame, e così Edi Girifalco viene a concludere netto vincitore, il secondo in carriera. Secondo posto per Edi Girifalco Joe, al terzo Electric, al secondo Helios delle Lame, al terzo Electric DL. 1,18,3 sul doppio chilometro, che è già una misura notevole, specialmente se fatta così in supplesse senza essere impegnato. E la vittoria quindi la seconda in 2 uscite per l'allievo di Tiberio Cecere, guidato da VP dell'Annunziata per conto della scuderia Bivans. Bel primo piano di Edi Girifalco Joe.